Marco e Francesca, siete sposi da neanche un anno, avete scelto di condividere insieme questo cammino come famiglia. Perché? Innanzitutto abbiamo scelto di condividere questo cammino perché ci siamo conosciuti nel servizio e quindi da sposati continuiamo il nostro servizio con ritmi un pochino diversi, però vogliamo comunque portare avanti. Abbiamo scelto insieme di portare avanti questo servizio e di farlo anche come famiglia, come coppia sposata. Non è facile perché comunque nel mondo fare famiglia non è proprio all'ordine del giorno, però ci si prova cercando insomma di fare della famiglia una piccola chiesa, come diceva Carlo Carretto. E cosa vi sta regalando questo pellegrinaggio? Sicuramente il pellegrinaggio, come sempre, dona la capacità di mettersi un pochettino in gioco nelle fragilità e nelle debolezze e anche nelle bellezze, quindi sicuramente questo, oltre alla possibilità, ecco, di vivere un momento di comunione e di sinodalità tutti insieme. È un modo per affrontare le fatiche insieme, per cercare di condividere, no, anche nelle cose pratiche, nello zaino, tutte queste cose piccole, anche un po' la quotidianità che poi in realtà viviamo tutti i giorni, e poi andare comunque insieme dal Papa, da sposati, insomma, anche questa è una cosa che non l'abbiamo ancora fatto da sposati, l'abbiamo fatta prima ma lo facciamo anche adesso.